è esplosa questa notte. Urgente a Napoli, una decisione potrebbe essere presa da un momento ao outro, lasciando tutti a boca aperta. In questa movimentata notte napoletana, vi porto informazioni fresh e aggiornate su Napoli. Prima di entrare nel merito di questa notizia, vi prego di mettere mi piace a questo video e di condividerlo com i vostri amici. Andiamo subito ao ponto. Molti tifosi hanno messo in discussione le scelte di Aurélio de Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda ele attacco della squadra. Stiamo analisando o possibile cambiamento de mercato che potrebbe ridefinire o futuro de um grande clube italiano. Questa storia coinvolge la strategia tática e importante solta finanziaria. Um grande clube sta per perdere una delle sue stelle, mas sta già apuntando a um prometente sostituto. E o Napoli sta cercando ativamente o sostituto per Victor Osimhen, che ha lasciato intendere di voler fare o passo successivo nella sua carriera a fine stagione. E o presidente del Napoli Aurélio de Laurentiis é já ao corrente della possibile partenza de Osimhen e se sta preparando. Tra i potenziali sostituti Jonathan David, subentrato a Osimhen ao Lille, viene preso in considerazione per le sue prestazioni impressionanti in questa stagione, com 11 gol e 6 assist em 27 partite. O outro jogador nel radar del Napoli é Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Anche-se atualmente sta recuperando da um grave infortúnio. Inoltre, o Napoli potrebbe competere com o Milan per gli attaccanti Benjamin Sesko del RB Lipsia e Joshua Zirkzee del Bologna. La cessione di Osimhen potrebbe liberare una somma considerevole da investire em um nuovo atacante, anche-se probabilmente o Napoli non reinvestirà la somma ricevuta. Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, ha attirato l'attenzione di diversi clubi, tra cui o Manchester United, Arsenal e Inter. Tuttavia, o Bayern Monaco ha una clausola de riacquisto de 34 milioni di sterline e ha o diritto de pareggiare qualsiasi offerta ricevuta dal Bologna. Se significa que se o Bayern Monaco é interessato a Zirkzee e o giocatore vuole tornare, há vantaggio significativo em uma possibile guerra de offerte per la prossima stagione. Dite-si tifosi, cosa ne pensate di questa mossa del Napoli? Lasciate le vostre opinioni qui sotto e restate sintonizzati sul nostro canale News, perché torneremo presto com le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima, sempre Forza Napoli!